Guardate amici cosa abbiamo, ma questa è la pizza fritta? Fritta, Sì, quindi sì, a Messina. a Messina, da Napoli a Messina. Ma qual è il segreto per una buona pizza fritta? La lievitazione della pasta, 36 ore di lievitazione, deve essere molto soffice, gli ingredienti, la farina che si va ad usare e poi l'olio. Deve essere un olio. 2 minutini, il tempo che diventa dorata ed è pronta. Abbiamo la pizza fritta già pronta. Quali ingredienti utilizziamo? Allora, noi ne facciamo di due tipi, o pomodoro e mozzarella fior di latte, o se no pomodoro e mozzarella, ricotta di 7% siciliana e prosciutto cotto. Si parte dall'impasto, deve essere di qualità. Di qualità, dalla farina all'acqua, al sale e il lievito. 36 ore di lievitazione, un impasto molto soffice, che poi va a allargare, condire. Si allarga più o meno come la pizza? Sì, su per giù è come la pizza, viene allargata. Infatti se tu vedi è come un disco di pizza, poi viene condita da una parte e poi chiusa. È tipo il nostro filone, diciamo. Questo è uno degli impasti che andiamo a fare. Un impasto molto soffice, come tu puoi vedere. Quanti ore di lievitazione? 36. 36 ore di lievitazione ha questo impasto. Perché avete deciso di puntare sulla pizza fritta? Ma tutto questo grazie a lui è il maestro pizzaiolo, diciamo, Andrea Pellegrini. Lui tanti anni lavorando con i napoletani e tutto, ha detto voleva portare ciò che ha imparato e visto in giro fra l'Italia e l'Europa, portiamo questo tipo di pizza fritta qua pure qua a Messina. Fino ad ora sta avendo successo. Non bisogna andare molto lontano per gustare la pizza fritta. Pure noi, su questo qua pure noi la troviamo qua a Messina. E sarete presenti Allo street food. Quindi appuntamento a partire dal 17. Grazie. Grazie a voi, grazie ancora.